Buonasera e benvenuti, cari tifosi del Napoli. Oggi ci imbattiamo in una notizia che ha suscitato molta preoccupazione tra i tifosi azzurri. Prima di immergerci nelle notizie più recenti, dobbiamo affrontare una rivelazione che ha fatto tremare il cuore dei tifosi azzurri. Parliamo di Kvicha Kvaratskhelia, il punto di riferimento non solo per il Napoli ma anche per la sua amata Georgia. Con 12 gol e 10 assist nella scorsa stagione e già 3 reti e 3 assist in quella attuale, il talento georgiano ha attirato l'attenzione di diverse big europee, mettendo a dura prova la stabilità della squadra di De Laurentiis. Un giocatore fondamentale per Spalletti, Garcia e, presto, anche per Mazzarri. La sua presenza in campo è cruciale, ma il mercato potrebbe portare venti di cambiamento. Le sirene del calciomercato suonano con forza, e la Serie A potrebbe presto perdere un campione del calibro di Kvara. A lanciare l'allarme è stato il CT della Georgia, Willy Sagnol, il quale, in una conferenza stampa alla vigilia dell'impegno contro la Spagna, ha dichiarato: Kvaratskhelia gioca in un top club come il Napoli, ma squadre giganti come Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco sono interessate a lui. Giocare in questi club sarebbe un sogno per chiunque. Ogni calciatore spera di vestire una maglia del genere e vincere titoli importanti. Questa notizia non è solo una nota preoccupante per il Napoli, ma è un richiamo all'attenzione di tutti noi tifosi. Kvaratskhelia è una stella in crescita, e il suo futuro potrebbe portarlo lontano da noi. È il momento di sostenere la squadra e sperare che il legame con il Napoli rimanga forte. L'estate si avvicina, e con essa, il rischio di perdere un talento che ha fatto sognare tutti noi. Forza Napoli! E che Kvara resti con noi. E ora, ma non meno importante, la notizia più chiacchierata di oggi è la sua verità. Piotr Zielinski, il talentuoso centrocampista del Napoli e della nazionale polacca. Le voci sulla sua salute hanno generato un vespaio di ansie nei cuori dei tifosi, ma sarà tutto così preoccupante come sembra? Come molti di voi sapranno, Zielinski ha abbandonato il ritiro della Polonia a causa di problemi fisici, perdendo così la partita contro la Repubblica Ceca. La federazione polacca ha comunicato la causa come angina, ma senza fornire ulteriori dettagli. Tuttavia, fonti recenti svelano che dietro questa diagnosi si nasconde una sindrome influenzale con tonsillite. Nulla di così allarmante come potrebbe apparire inizialmente. Al contrario, sembra che il nostro centrocampista sarà a disposizione di Mazzarri già per l'importante sfida contro l'Atalanta. Inoltre, nei prossimi giorni, tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali torneranno al Napoli. Si prepareranno per il primo incontro con il nuovo allenatore, il quale dovrà effettuare le sue valutazioni in vista del Tour de Force che attende la squadra. Una serie di sfide impegnative attende gli azzurri, dall'incontro con l'Atalanta a Bergamo il 25 novembre, al duello con il Real Madrid il 29, per poi tornare in Italia contro l'Inter il 3 dicembre e concludere il periodo frenetico contro la Juventus, l'8 a Torino. Insomma, care e cari tifosi, sembra che le preoccupazioni per Zielinski siano state esagerate. Il nostro campione si sta riprendendo e potrebbe tornare in campo più presto di quanto ci si aspetti. Ora, con l'intero reparto al completo, il Napoli si appresta ad affrontare una serie di sfide che metteranno alla prova la sua forza e determinazione. Forza Napoli, sempre con il cuore azzurro!